Cadimare per sperare nell'impresa salvezza e Molassana per continuare a mantenere la zona playoff si affrontano alla 28esima giornata di promozione girone B. Si sblocca dopo appena 40 secondi la gara con Sicuro che crossa in mezzo, Drago tocca all'indietro per Carlucci ma la palla scivola tra le mani del numero 1 finendo in porta per l'1-0 Cadimare. Molassana che prova subito a tornare in gara con Praglia che passa in mezzo a due difensori e calcia ma alla conclusione si spegne sul fondo. Ancora Cadimare pericoloso dopo 4 minuti, con questa forte conclusione di Di Vittorio che termina fuori. Torna in parità il risultato all'8° minuto con Venturelli che vede la porta sguarnita e calcia ma è bravo a recuperare Pietra che però non può nulla sulla seconda conclusione di Scosta che segna così il gol dell'1-1. Molassana che cerca di alzare i ritmi questa volta con Rappetti che trova la sfera dopo un disimpegno difensivo ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Raddoppia Molassana al 20°, ancora Venturelli da lontanissimo, ancora una risposta di Pietra ma questa volta al primo sul pallone traverso che segna così il gol del 2-1 dopo una doppia conclusione. Molassana decisamente in controllo della gara e sul cross di Tripi Rappetti scarica indietro per Venturelli che questa volta non trova lo specchio della porta. Lo trova invece 2 minuti più tardi, Costa passa in area e appoggia proprio per Venturelli che dopo aver confezionato 2 reti trova il suo gol personale portando il risultato sul 3-1. Nel secondo tempo si abbassano parecchio i ritmi ma dopo 5 minuti ancora una volta Venturelli delizia da calcio di punizione trovando il gol del 4-1 complice una deviazione della barriera. Cerca in tutti i modi di riaprire la gara al Cadimare, prima con Mazzucchelli che dopo un ottimo dribbling calcia in porta ma la conclusione non gira abbastanza per battere Carlucci e alla mezz'ora con Bartoletti che però trova un attento Carlucci che blocca. 45° minuto e Cadimare che trova la rete, palla di Mazzucchelli che taglia tutto il campo e questa volta Bartoletti dopo aver controllato la sfera riesce a battere Carlucci per il gol del 4-2. Galvanizzato dal gol ci prova ancora il Cadimare ma il colpo di testa di Sicuro termina sopra la traversa spegnendo le speranze dei padroni di casa che dopo 3 minuti di recupero devono arrendersi. Tra Molassana e Cadimare termina 4-2.